Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo, da come avete visto il titolo a mascherina, di questo nuovo piano o segreto per instaurare un nuovo governo mondiale. Questo piano chiaramente non è che è stato partorito oggi, ma è stato partorito dopo la seconda guerra mondiale, quando purtroppo Adolf, il Führer, è stato abbattuto. Ma vorrei partire da lontano, vorrei partire da quando a 4-5 anni andavo sempre a giocare nei boschi. Un giorno incontro un signore in giacca e cravatta, una cravatta rossa e una giacca grigia metallizzata, proprio di quelle di lusso, no? Seta, no? Eravamo vicini a una pianta di alloro, mi fece prendere due o tre semini e per un strano motivo uscii dal corpo in astrale, avevo 4-5 anni. Questo signore mi portò nel futuro e mi fece vedere delle cose. La cosa principale che mi stupì è che i bambini del futuro avrebbero giocato con una PS4 davanti a una TV piatta che sembrava un cartone. La seconda è che Adolf aveva ragione, cioè praticamente il Führer, iniziando la sua guerra contro quel periodo imperialista inglese e anche e soprattutto come alcuni scrittori hanno definito questi maghi ashkenaziti che vivono negli Urali, contro soprattutto loro. mh. Quindi zio Adolf, il grande Führer, praticamente aveva ragione. Quando io sono ritornato al mio corpicino ho detto subito, anche se non sapevo contare, ho detto subito a questo signore che era un lim o anche un gigante, nella Bibbia vengono definiti giganti, no? Questi lim che praticamente sono quelli che vengono definiti nel New Age, la fratellanza bianca. mm. Questa fratellanza bianca, ecco, questo era un soggetto della fratellanza bianca. E cosa dissi io? Beh, devo dirlo a tutti. Beh, lui chiaramente parlava con un bambino di 4-5 anni e disse: Guarda che non ci crederà nessuno perché il mondo è fatto così. Oggi noi siamo in questo periodo storico particolare, siamo in questo periodo storico in cui si stanno cambiando e delineando nuovi confini strategici, politici, no? Chiaramente questo che sta succedendo ora è già stato creato dal 1945, quando si era già programmato l'attacco delle Torri Gemelle, la ridimensione della regione musulmana, appunto con questo attacco delle Torri Gemelle, insomma c'è stato un attacco contro quei focolai di islamismo. Hanno portato al Medioevo l'Iran, l'Afghanistan. Voglio ricordare a chi mi segue che i cabalisti non sono di origine ebraica, ma sono di origine iraniana persiana. Quindi c'è stato un attacco fortissimo anche alla cultura cabalistica, indirettamente attaccando l'Iran, attaccando l'Iraq e attaccando l'Iran, più o meno non è stato scalfitto, ma è stato costretto a entrare in guerra con l'Iraq. Hanno creato questa guerra fra Iran e Iraq nel 1990-1980, quel periodo lì, quando Khomeini mandava da parte dell'Iran i bambini sopra le mine per farle saltare. No? Per chi ha la mia età si ricorderà quel periodo lì. Poi c'è stato appunto questo attacco dopo l'11 settembre da parte degli Stati Uniti a questo gruppo di questa qualità di anime afghane e anche irachene che praticamente sono state ridotte al Medioevo. Adesso ci troviamo di nuovo di fronte a una situazione non creata, ma ormai karmica, e che praticamente quello che una volta era Adolf Hitler, no? Il salvatore della Germania, il salvatore dell'Austria, insomma, quell'uomo che ha risollevato la Germania dalla prima guerra mondiale. Adesso ci troviamo dall'altra parte un signore che si chiama Putin, che ha capito come sono i giochi e sebbene l'Ucraina storicamente abbia ragione perché è sempre stata
derubata da Stalin, da Lenin, no? In questo periodo storico, invece, la Russia cerca di allontanare un po' i confini, non tanto missilistici, perché oggigiorno un missile può essere anche lanciato da 2-3 mila chilometri, ma proprio creare un cuscinetto. Proprio perché è partita dagli Stati Uniti una guerra particolare, una guerra biologica tramite questo vaccino, questo virus, e hanno già pronto anche il vaccino per il prossimo virus che ormai non nascerà fuori dal corpo umano, ma visto che molti sierati hanno fatto 3 dosi, molto probabilmente si portano dentro questa calamità naturale. Putin ha visto questa situazione che ormai stava dilagando, anche perché poi tramite il 5G e tramite altre porcherie satellitari l'uomo potrebbe essere pilotato senza che se ne renda conto. Bene, Putin ha visto questa scena che avverrà, no? E facendo questo atto bellico, che era già studiato dal 1945, perché chiaramente anche loro erano i veggenti, no? Sta cercando con le forze anche con un po' di aiuto della Cina, ma indirettamente anche con l'Italia e la Germania che continuano a pagare il gas e quindi sovvenzionano questa guerra, sta cercando di destabilizzare questo piano americano. Questo piano americano che chiaramente, visto da una persona normale, è un po' fuori di testa. Quindi questo nuovo ordine mondiale sembra che stia un po' non sgretolandosi, ma fermandosi di fronte all'avanzata sia della Cina, che sicuramente cercherà di invadere Taiwan, proprio perché l'Europa e l'Occidente sarà pressoché impegnato su questo fronte. La guerra durerà sicuramente molto tempo perché gli americani sovvenzioneranno armi portatili tipo gli Sting, tipo armi che possono essere portatili, veloci e micidiali e letali. E quindi sicuramente la guerra andrà avanti. Andrà avanti come guerriglia e poi sicuramente si estenderà verso l'Europa. Vi ho ricordato in altre pillole che chiaramente la Russia non è che regala i tubi e il gas all'Italia e alla Germania, ma sa benissimo che un giorno i loro russi saranno in Europa e quindi cerca già di posizionare delle griglie energetiche per i loro fabbisogni del futuro. Quindi questo nuovo piano per il dominio del mondo, diciamo che è stato rallentato sia dall'avanzata russa che dall'avanzata economica cinese. Quando ero piccolino, appunto, parlando col capitano degli Alpini di Torino, mi disse che la nostra fortuna è che ci salveranno i russi, sebbene ci attaccheranno. Bene, cari amici, grazie per questa prima pillola sul nuovo ordine mondiale e alla prossima, ciao.